Male? Chiese Mia, come ipnotizzata dalla storia delle cicale. Per cosa? Per quello? Per il taglio? O per esserne uscita diversa? Per tutte e due le cose. Non c'è altro modo, Mia, devono farlo, sono obbligate a uscire da lì per sopravvivere, devono liberarsi di quello che erano. La trasformazione è una condizione necessaria. Mia osservò ancora un attimo la cicala, o quel che ne restava, prima di alzarsi e seguire Luca, e si chiese se quella larva aveva avuto paura prima di mutare e se lo sapeva già quello che sarebbe diventata. Grazie Serena, mamma mia. È stato Fa sempre una certa Sì, impressione nel sì, risentire il sì, testo. So che confermo. Serena ci aveva un po' fatto una sua osservazione, per cui c'è una domanda fresca. Pronta? Pronta. Sì, la mia domanda è in realtà molto semplice, nel senso che come è stato per te scrivere di un libro come questo? Che tipo di lavoro c'è dietro? Anche per esempio nella scelta dei profili dei personaggi e delle vicende in cui poi loro insomma, si approcciano. C'è un lavorone, ma è un lavorone bellissimo. Allora, io di norma a scrivere un libro ci metto relativamente poco, perché nel giro di 3-4 mesi, se tutto va bene, se tutto fila liscio, io lo scrivo. È il lavoro che c'è dietro, che è leggermente più pesante, perché il Nido delle Cicale, per esempio, ha richiesto un lavoro di 2 anni. Di 2 anni. Io inizio sempre da un bisogno. In questo caso il primo bisogno legato a questo libro è stato raccontare la differenza e la somiglianza tra nido e gabbia. Perché molto spesso noi viviamo in questi nidi o in queste gabbie dorate e ci lamentiamo. Ci lamentiamo della nostra condizione, dando la colpa a fattori esterni, il destino, quello che ci è capitato, le persone con cui viviamo, la città in cui abitiamo, cioè ci sono migliaia, se vogliamo, di fattori esterni a cui potremmo dare la colpa o comunque la causa della nostra condizione. Però per uscire da questa gabbia in realtà una chiave c'è, però ce l'abbiamo noi. Quindi ci sono tante cose che possiamo fare, tanti piccoli passi per uscire da situazioni che in realtà non ci piacciono, però dobbiamo avere responsabilità per agire. Però adesso ti rovescio completamente la situazione. Ci lamentiamo di situazioni in cui siamo, e qua forse ti ricorderà Vittoria, ci lamentiamo in continuazione di situazioni che stiamo vivendo, tante persone ci offrono 1000 vie d'uscita, ci danno 1000 spunti, però noi non facciamo un passo. Perché? Perché in fondo queste non sono gabbie come noi pensiamo, ma in realtà sono nidi. E forse noi abbiamo bisogno di quel nido. Quindi diciamo che la linea di demarcazione tra le due cose è molto molto sottile. In entrambi i casi però siamo noi ad avere la chiave. Sì, Anna, Il Nido delle Cicale, il tuo libro, tocca proprio questo tema che hai appena presentato, hai appena espresso come ci hai lavorato. Il personaggio è un personaggio femminile, la protagonista, anche se non possiamo mettere soltanto Mia, la ragazza di cui racconti, questa giovane donna, non possiamo mettere soltanto lei sul primo piano, perché c'è tutto un intreccio che vede l'evoluzione di diversi personaggi nel tuo libro. Il lavorare su questi personaggi com'è stato per te? Cioè li hai pensati già in una fase evolutiva avanzata e hai cominciato a camminare con loro? Allora, è giusto, e riprendo anche l'altra domanda di Serena, a cui non ho risposto, il lavoro sui personaggi. Il lavoro sui personaggi è maniacale, per me, veramente maniacale. Io faccio questo lavoro con la mia editor privata, Giulia Belloni, che saluto, e quindi il lavoro che facciamo assieme è quasi un partorirli, questi personaggi, è un disegnarli tratto per tratto, arrivi a conoscerne ogni singolo capello, è veramente è maniacale. Addirittura quando parliamo di questi personaggi, perché io li ho dentro, lei mi aiuta un po' a disegnarli, a tratteggiarli, e noi siamo amiche, quindi per me è veramente un momento di amicizia oltre che di lavoro.
quando li dipingiamo è uno spasso, perché vengono fuori, diciamo, battute, sketch, come li avessimo davanti agli occhi, addirittura mimandoli quasi, un po' li teatralizziamo, quindi è tutto molto divertente, però nello stesso tempo vai molto in profondità, cioè tutti i miei personaggi di questo libro sono davvero, mi rendo conto, che sono diventati molto verticali, hanno diverse sfaccettature e molto spesso quelli che sono all'inizio si rivelano essere tutt'altro che alla fine. Pensati che questo libro in realtà doveva chiamarsi in un altro modo, adesso ti dico questa cosa. E per fortuna che non l'ho chiamato così. Allora, e Serena adesso capirà perché doveva chiamarsi Fiore di roccia. Hai capito, Serena? Come poi è uscito Fatalità, è uscito il libro della Tutti con questo titolo, e quando io ho visto che usciva il libro della Tutti ho detto madonna, meno male, mi sono fatta la cosa, perché sennò dovevo cambiare titolo. E, doveva chiamarsi così, proprio per diciamo rendere più esplicito questa dicotomia tra il fiore, che è qualcosa di delicato, ma la roccia è qualcosa di forte, e i fiori che crescono tra le rocce sono forti, quindi sono più forti della roccia. Questa era l'idea, perché andava un po' a rispecchiare i due personaggi principali, Mia e Vittoria, i due personaggi femminili. Poi in realtà il titolo è cambiato in corso d'opera, proprio mentre stavo scrivendo, era piena estate, ero in giardino, e c'è questo grande albero a casa mia dove si sentono proprio le cicale fare un rumore pazzesco d'estate. E io guardo in su, mi serviva un titolo che avesse dentro la parola nido e che non avevo ancora trovato e non volevo fosse banale. E a un certo momento a me come è arrivato proprio boom, il nido delle cicale. Ma cos'è questa cosa? È proprio arrivato così, non ve lo so spiegare. E sono andata un po' a farmi un po' qualche ricerchina, no? Anche su Wikipedia, insomma su Google, e ho scoperto questa storia delle cicale, che attendono anni sottoterra prima di evolvere. Quindi non è parzialmente vero che la cicala vive solo un'estate, la cicala vive molto di più, ma lo fa in un'altra dimensione, lo fa sottoterra, lo fa in un altro stato, e poi evolve. Si trasforma. Addirittura per gli antichi greci erano considerate la reincarnazione, erano simbolo di reincarnazione, di resurrezione, ed erano considerate la reincarnazione di poeti e artisti. E se avete letto il libro capite che questo titolo va a chiudere il cerchio, perché tocca tanti aspetti. E quindi io ho detto no, questo è il suo titolo, non toccatemelo, è lui, quindi per fortuna è andato tutto bene. Anna, tu parli di risurrezione e di trasformazione sicuramente che vivono un po' tutti i personaggi in qualche modo. Ovviamente Mia è il fulcro della dinamica del libro. Parlavamo ieri un po' quando ci siamo scambiate qualche idea in merito a questa serata, che non c'è propriamente una fuga, anche se Mia, di fronte a un dolore, a una delusione che sta provando, decide di non affrontarla subito di petto, ma di tornare indietro. Questo tornare indietro, tornare al passato, è un po' anche l'innesco che ti aveva messo all'opera nello scrivere il tuo primo libro. Che ruolo ha per te sul piano narrativo proprio questo andare indietro, tornare sui propri passi, affacciarsi, mettersi a contatto con il proprio passato? Beh, può avere più significati. In questo caso, nel caso del nido delle cicale, affrontare il passato vuol dire sciogliere i nodi. Io credo che ognuno di noi, facendo un po' di esame di coscienza, abbia dei nodi nel passato, dei blocchi come. Solo che non ci accorgiamo di averli finché non arriviamo a un punto della nostra vita in cui è necessario fare un po' di lavoro di scavo dentro di noi e andare in qualche modo a risolverli. Nel primo libro, Il ritorno al passato, è stata la chiave per la lettura del presente. Il primo libro, La prima ora del giorno, affrontava anche una parte del passato della nostra storia,
stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, stiamo parlando della Grecia, della storia di Rodi, che in pochissimi conoscono perché, diciamo, ci sono altri eventi nella Seconda Guerra Mondiale che sono, diciamo, più noti. Io credo che scrivere del passato, affrontare situazioni come per esempio la guerra, che è qualcosa di molto forte, più forte forse di una pandemia, o comunque diciamo che in qualche modo possono esserci dei puntini che si uniscono, diciamo, però l'affrontare il passato e richiamare quel passato così duro, così feroce, ci possa restituire una giusta dimensione del presente e anche di quello che noi stiamo vivendo. Quindi in questo senso il passato può essere una chiave per capire il nostro presente. Per questi due diciamo, due diversi modi di vederlo. Da una parte per ridimensionare il presente e per insegnarci qualcosa che magari abbiamo perso, e dall'altra per sciogliere quei blocchi che nel presente ci stanno fermando, non ci fanno evolvere. Ti faccio leggere subito un commento che arriva da una nostra un'ascoltatrice, ci sta seguendo, Loredana Rossi, e dice: "Buonasera, sto leggendo Il nido delle cicale, un romanzo che cattura veramente, bella scrittura, vincente e coinvolgente. Loredana, grazie, che Per il bello. momento in fuga, sono certa che troverai il coraggio della verità." Ti chiedo, Anna, in sintesi, se puoi in maniera molto lineare, come sai fare tu, perché sei anche una donna di comunicazione, quindi sai usare bene le parole, cosa possiamo dire di questa trama? Perché io rischio di fare troppi spoiler. No, dai, non ne facciamo. Beh, sicuramente non possiamo non iniziare da Mia. Mia è una giovane donna, abita a Stoccarda con il suo compagno Alessio. Per lui Mia ha lasciato tutto il suo passato e anche un po' il suo futuro, perché lei vorrebbe una famiglia, però Alessio non si sente pronto, finché un giorno le si presenta davanti una realtà a cui diciamo che è molto difficile accettare, diciamo così, senza fare molti spoiler. Però Mia decide ancora una volta nella sua vita di voltare la testa dall'altra parte, scappando in questo caso, perché era impossibile per lei restare. E ritorna nella vecchia casa di famiglia, una casa bellissima sulle sponde del lago di Garda, però trasandata, lasciata un po' andare. Lì però Mia dovrà affrontare il suo passato, perché dovrà vedersela con sua madre, Vittoria, che è una donna che vive cristallizzata in un passato che non esiste più. E anche incontrerà, e questa per lei è una sorpresa, incontrerà il fidanzatino di 20 anni prima, che non vede appunto da 20 anni, perché l'assenza di Mia nella casa sul lago di Garda diciamo si è fatta veramente sentire, 20 anni che lei non tornava. Quindi il suo arrivo in quella casa, in quel momento, è come una boa che si stacca dal fondo del lago e schizza in superficie. Per tutti e tre questi personaggi, perché tutti e tre, il loro presente e il loro futuro è stato completamente, cioè le carte del destino sono state sparpagliate a causa di un incidente avvenuto proprio 20 anni prima, un irrisolto nella vita di tutti e tre, in cui tutti e tre i personaggi si sentono, sono sicuri di essere colpevoli di ciò che è accaduto, e solo il confronto tra tutti e tre riuscirà a far emergere la verità su questo mistero che avvolge le loro vite e anche il loro passato, il loro presente, avvolge le loro vite in questo mistero. E non dico di più. Sì, ci sarebbero in effetti tantissimi dettagli nei quali inserirsi e ampliarli. C'è una cosa molto bella secondo me, che chi si aspetta di leggere una storia d'amore forse viene un pochino deluso,
nel senso che comunque abbiamo sì una giovane donna con un suo fascino, con una sua femminilità, protagonista del libro, alla ricerca del passato, torna in una bella casa, o meglio, una casa che poi è trasandatissima, però in un luogo bellissimo, Sì. splendido, fa dei begli incontri, non ci sono da quel punto di vista tante asperità, se non appunto nel rapporto con sua madre. Però ecco, non è l'amore propriamente quello che la guida, è proprio una ricerca di se stessa, una ricerca di sciogliere i nodi, anche se lo fa nel primo momento in un modo un po' inconsapevole, ci si trovano in un insieme Si trova, è la classica situazione dove ti buttano in piscina e o nuoti o affoghi. C'è una forma d'amore, diciamo, anche nel primo romanzo e anche in questo. Io sono consapevole che ci sono dei temi a cui ruotano attorno i personaggi e ruotano attorno i temi che ho affrontato in questi 2 libri e probabilmente anche nel terzo, se riuscirò a scriverlo. Ed è la famiglia, e l'evoluzione personale e diciamo i misteri legati al passato. Io mi rendo conto che in modo diverso, perché stiamo parlando di storie molto diverse tra loro, ci sono questi punti sviluppati poi, come si diceva, in modo diverso. C'è una forma d'amore che secondo me è molto importante, tanto quanto quella che proviamo nei confronti di un'altra persona, ed è l'amor proprio, nel senso più nobile. A volte, diciamo, tendiamo a dimenticarcene, ma il volersi bene è il primo passo per avere una vita serena, ma poi anche per essere sereni con un'altra persona. Mia questo, perché non funziona la storia con Alessio? Perché Mia non si è voluta bene. Noi arriviamo dal 25 di novembre, è stato 2 giorni fa. Se le donne riuscissero a volersi più bene, a mettersi qualche volta in cima alla lista, io credo forse ci sarebbero meno problemi, ecco. Dottoressa, perché le donne non lo fanno questo? Lo faccio io una domanda questa volta. Perché è così difficile per noi? Perché ci troviamo nelle storie sbagliate e non riusciamo a rendercene conto nonostante 1000 persone attorno ci dicono guarda che... E cercano di toglierci queste fette di mortadella enormi che abbiamo davanti agli occhi. Perché, dottoressa? Cioè, ci illumini, perché io veramente... No, io credo che anche rispetto a quello che dicevamo prima, il nido, la sensazione di sicurezza, di quello che conosciamo piuttosto che quello che non conosciamo, e il fatto di aver paura di una possibile trasformazione, visto che si parlava anche di trasformazione, in qualche modo a volte ci tiene bloccati. Quindi credo che questo sia un motivo. E poi sono d'accordo che appunto serva anche del tempo a volte, non è così immediato, cioè a volte è proprio fisiologico che a volte ci serve proprio fare alcune esperienze, permetterci anche di ascoltarci, di capirci per un tot di tempo prima di essere pronte ad una scelta. Cioè io credo che anche Mia, il personaggio stesso, abbia avuto bisogno del tempo per fare quella scelta. Se fosse accaduto tempo prima, forse non sarebbe stato in grado, ma perché erano cambiati, secondo me, fondamentalmente i bisogni. Cioè, quelli che guidano le nostre scelte sono i bisogni. E probabilmente nella nostra vita i bisogni continuano a cambiare. E quindi può essere che per in un certo periodo il nostro bisogno sia quello di sentirci accuditi, al sicuro, piuttosto che tenere tutto nella stasi e non muovere alcun passo, e in un altro momento magari abbiamo bisogno invece di sperimentarci in qualcosa di nuovo. E quindi forse è il bisogno che ci guida anche nelle scelte. Wow, sì, è vero, è vero. È vero che è stato così per Mia, però. Ed io a volte scopro delle cose dei miei personaggi parlando con altri, nel senso, io non vorrei sembrare una psicopatica, quale probabilmente sono, però i miei personaggi a un certo momento del libro, mentre scrivevo, a un certo momento ho visto che facevano delle cose da soli, nel senso, mi chiedevano di fare queste cose. Mentre scrivevo, si sono imposti. C'è questa sensazione, però so che non sono la sola, quindi almeno diciamo
in buona compagnia. Ad altri scrittori è successo. I personaggi prendono le redini, prendono il controllo e tu sei solo uno strumento affinché questi vengano fuori. È una cosa, non vorrei sembrare veramente una pazza, però è così. So che l'hanno detto altri scrittori e lo confermo. Adesso per avere un'altra conferma sentiamo di nuovo Serena che ci leggerà un altro passaggio, così continuiamo a fare questo cammino dentro il libro. Mia mollò la presa all'improvviso, facendo così perdere l'equilibrio a sua madre. Lei stringeva forte le tende, nascondendocisi dietro come fossero uno scudo. La giovane la osservava severa, ma senza rabbia. Efra assisteva immobile in un angolo della stanza a quell'ultimo duello tra madre e figlia. Vittoria si pentì di quella parola sfuggita dalla sua bocca, ma non si scusò. Rimetti subito tutto a posto. Non lo farò, e neanche tu lo farai. Perché mi fai questo? Perché questa casa è una tomba. E allora lasciamici morire dentro. È questo che vuoi, vero? Perché, mamma? Guarda, qui ci sono i nostri ricordi più belli. Non lo vedi quanto colore, quanta vitalità, quanta bellezza c'è adesso? E potrebbero essere ancora meglio se mi lasciassi fare. A me piaceva prima. Lo sai anche tu che è meglio adesso. Guarda i colori, mamma, insistette Mia, mostrando con un gesto i tocchi di colore che aveva seminato in giro. I fiori, i vasi, i cuscini e le lanterne cinesi. E chi te l'ha detto che è meglio adesso, eh? Lo dico perché me l'hai insegnato tu. Gli accostamenti, le cromie, i colori, l'armonia, l'equilibrio. Tutto viene da te, mamma, non ti ricordi? Sulla tela o meno è la stessa cosa. Perché ti ostini a vivere in un posto che sembra una prigione, quando invece potrebbe essere bellissimo? Da che pulpito? Proprio tu, che ti sei costruita una gabbia in quel tuo nido, là con il distruttore di anime. Guardati, sei scialba, piatta, senza vita. Non intrometterti nella mia storia con Alessio. E perché non dovrei? Tu l'hai fatto con la mia casa, con la tua tomba, vorrei dire. Grazie Serena per aver letto proprio questo pezzo. Grazie. Sì, questa è una parte decisamente molto Strong. dura. Sì. Si arriva a un acme in questa fase. Uno cioè lo scontro finalmente si esplicita, non è soltanto un gioco di ruolo, ma Mia cambia posizione, no, all'interno della relazione con sua madre e in parte la smaschera, la mette di fronte proprio ai suoi limiti, alle sue fragilità, dimostrando invece che si può agire diversamente. Per questo motivo io volevo chiedere direttamente alla dottoressa Bozzola, Ilenia, ma in genere si dice che la fuga non serve, fuggire dalle situazioni è soltanto così una tentazione, ma non risolve nulla. Ma siamo proprio sicuri che scappare, fuggire non serva proprio a nulla? C'è un momento o un tipo di fuga che ci può invece servire? Allora sì, ripensando un po' a questa domanda io non sono tanto certa, nel senso che sia vera e propria fuga, quella che ha fatto il personaggio in questione, nel senso che a volte ritorno al discorso di prima, secondo me a volte abbiamo bisogno di fare delle scelte che vanno in una certa direzione, che ci permettono di costruire anche qualcosa che porti al cambiamento, che porti a scoprire delle novità. Quindi credo che sia una questione di cambiamento, di trasformazione, di fare qualcosa di diverso, piuttosto che una vera e propria fuga. Anche perché appunto quello che è stata la nostra esperienza, quello che è il nostro passato, ma anche le relazioni che abbiamo costruito, principali, comunque ci sono e ce le portiamo dietro, anche se andiamo dall'altro capo del mondo. E credo che in qualche modo vengano fuori. E anche se non a livello diciamo esplicito e quindi così diciamo conscio, potremmo dire noi psicologi, a livello inconscio comunque sempre emerge, quindi c'è sempre qualcosa che noi ci portiamo dietro. E la fuga la metterei quasi tra virgolette, è una fuga forse fisica, ma non è una vera e propria fuga anche emotiva e psicologica. Forse è più una questione di tempo che a volte appunto necessita per recuperare quell'amore per se stessi. E a volte è un regalo che noi facciamo a noi stessi. Che bello questo, bellissimo. Adesso lancio una domanda a chi ci sta seguendo, vediamo se ci rispondono. Cosa dici Fabiana? Sì, vai. Allora, se voi doveste fuggire
da qualcosa che sapete solo voi. Prendere la valigia, posto che non si può fare adesso, però salvo decreti, salvo decreti. Se voi idealmente doveste fuggire, dove andreste? Prima cosa che vi viene in mente. Avete questo problema che conoscete voi e avete bisogno di andare da qualche parte. Dove andate? Guarda, una bella domanda. Se vuoi io ti rispondo. Fabiana, sì. Io andrei immediatamente a Venezia. Ne ho una nostalgia profondissima, ma proprio anche in questo momento in cui siamo tutti molto precari, c'è un senso di mancanza di rifugio vero e proprio, perché penso che nella vita più si va avanti anche con gli anni, più siano tanti i luoghi in cui ritroviamo noi stessi, c'è qualcosa di noi, no, che ci manca in quel momento. E devo dire che pur avendo un luogo del cuore, che è proprio veramente il mio nido, quindi il nido ce l'ho, almeno è Venezia, è Venezia. No, è un altro il tuo nido. Ce lo puoi dire, ce lo puoi dire. È in Sudtirolo, quindi non è di Sudtirolo qua, ma è proprio un paesino molto piccolo ed è legato alla mia biografia, mentre Venezia sì, anch'essa è legata alla mia biografia, però è proprio un luogo dove un certo modo di essere della città mi manca, un modo di fruirla, no? Non c'è bisogno di frenesia in questa fase, almeno per me, in questa condizione generale in cui ci sentiamo tutti molto limitati nelle nostre libertà, soprattutto nella libertà di progettare e di sognare il futuro. Questo un po' lo si sente su più piani. Quindi adesso lei dove scapperebbe invece? Sì, voglio sentire anche Serena che si deve preparare la risposta anche lei. Allora, io non ho un posto specifico a livello, diciamo, geografico, però quello che mi sono immaginata quando hai posto questa domanda è stata, come dire, una stanza molto spaziosa, molto grande e anche abbastanza vuota, come se fosse in fase di costruzione e ricca di persone. Cioè, quello che mi piacerebbe in questo momento è avere veramente la possibilità di incontrare tutte le persone che vorrei incontrare contemporaneamente. Questo mi piacerebbe. Molto Serena? bello. Serena, ma anche tu, adesso ci devi dire dove scapperesti. Una città che tu mi dici vai, prendi, parti, penso sia Roma. Io a Roma non ho un legame preciso, però io ci sono stata 3 volte a Roma e non l'ho visitata, perché per me era sempre una città di passaggio. Quindi se devo andare a Roma, adesso devo andarci a Roma. Però se parliamo di nido, io andrei a 3 chilometri da casa mia. Perché... no, beh, insomma, perché... dai, lo puoi fare. Lo puoi fare. Prima delle 22 lo puoi fare. Esatto. No, però diciamo che è il paesino, sempre io abito in Valpolicella, dove sono nata. E diciamo che quando a 11-12 anni io mi sono trasferita qua, però per me è un po' tornare a casa quando vado là, perché ci passo sempre costantemente e credo che tornerei lì. Che bello. Sto bene a casa mia, però. No, nel senso, non è una fuga, però voglio scappare. Giusto. C'è qualche ascoltatrice che ci risponde, ad esempio Paola, Paola, veniamo con te, Paola. Un'isola ai tropici e ha detto tutto praticamente, ma anche Loredana si al mare, sì. al mare, anch'io sceglierei il mare se dovessi fuggire per farmi questo regalo, quello che diceva appunto la dottoressa, quindi ritrovarmi, andrei sicuramente in un luogo di mare. Io ne ho 2 o 3 che sono un po' i miei punti di riferimenti, ce n'è uno in particolare che è in Italia, quindi magari è anche fattibile, dove andrei a ritrovarmi, a rigenerarmi, ecco, un luogo dell'anima, quindi sì, il mare è magico. Possiamo dire che l'abbiamo sperimentato avendo vissuto tutto il lockdown che ha chiuso tutta l'Italia, adesso è un po' a macchia di leopardo, no, questa situazione. Il problema però di essere stati chiusi e di poterlo essere da un momento all'altro, perché dipendiamo da disposizioni governative senza poter fare una programmazione vera e propria. Quindi questo senso di precarietà riguardo alla nostra gestione del tempo, dei nostri progetti, insieme a un contesto generale che non è solo questa limitazione, ma sappiamo che c'è una crisi sanitaria
molto grave, per cui non è che sia soltanto una questione di mancanza di libertà, c'è anche la paura che è entrata nelle nostre vite, una paura che ci circonda, non è solo la nostra, riguardo alle nostre fragilità. Volevo chiedere proprio alla dottoressa Bozzola se questo essere in gabbia dovuto alla pandemia, alla diffusione del Covid, sta avendo degli effetti sul piano psicologico sulle persone in generale. So che tu lavori sia con i bambini sia con gli adulti e i ragazzi, gli adolescenti. Descrivici un po' che cosa vedi, che osservazioni hai in merito. Allora, credo che questa percezione io ce l'abbia principalmente, almeno in questo momento, dagli adolescenti. Un po' forse per il fatto che le scuole secondarie di secondo grado in questo momento stiano facendo anche la DAD, quindi non sono fisicamente, diciamo, possibilitati nell'incontro. Ed effettivamente la percezione che loro mi rimandano è quella di una casa che è diventata quasi una gabbia, qualcosa che soffoca. E c'è la difficoltà anche di crearsi dei propri spazi, cosa che per un giovane, soprattutto adolescente, è fondamentale, avere uno spazio che sia suo e che non sia in qualche modo permeabile dai genitori. E poi questa frustrazione anche nel non praticare l'attività fisica quotidiana, che era quella di routine in tutte le settimane, e non riuscire ad incontrare con facilità i propri coetanei. Cioè, questo ha sicuramente mosso molta rabbia anche in questi giovani. E per quanto riguarda i bambini, per esempio, che incontro i bambini della primaria, mi ha colpito perché qualche settimana fa, chiedendo in una classe come si immaginavano da grandi, la prima cosa che mi hanno detto è stata senza mascherina. E quindi lì ho colto quanto effettivamente si sentano anche ingabbiati, cioè nel vero senso della parola, nel senso proprio di limitati nella possibilità di esprimersi, di viversi e anche intimoriti verso l'esterno, perché molti bambini comunque in questo momento hanno difficoltà a dormire anche da soli, ricercano tantissimo i genitori, sono preoccupati per i propri genitori e quindi ci sono dei sentimenti che viaggiano ad un'intensità molto elevata in questo momento, che sono sicuramente quello della paura, della frustrazione, della rabbia, che porta poi a ricercare di chi è la colpa, perché ovviamente poi a qualcuno qualche cosa dobbiamo dare la colpa, perché altrimenti navighiamo nella nostra insoddisfazione. E quindi sì, condivido che in questo momento alcune, non tutte, però alcune situazioni, anche proprio le mura domestiche, sembra abbiano preso un po' la forma di gabbia, come se non ci fosse la possibilità di emergere, di uscire fuori, anche perché effettivamente l'insicurezza non ci porta a un termine, proprio nei termini temporali, a dire ok, dopo quella data lì tutto sarà come prima. E quindi questo crea, secondo me, delle mura ancora più alte. Riallacciandomi anche un po', facendo un paragone grazie al libro di Anna Martellato, i rapporti familiari sono appunto messi sotto la lente, no? All'interno di tutta la trama. La convivenza, diciamo, forzata, comunque il dover svolgere tante attività all'interno delle mura di casa stressa molto le relazioni, perché non si hanno spazi di fuga in un certo senso, ma soprattutto bene o male è sul funzionamento anche del nucleo familiare, che si basa l'equilibrio generale, no? La tenuta ad esempio per i genitori del proprio lavoro, tantissimi sono, non proprio tanti, però molti si sono ritrovati a lavorare da casa, e la scuola, a poterla seguire, non è assolutamente semplice per gli studenti farlo con un dispositivo elettronico per seguire le lezioni e confrontarsi con i propri compagni. Questo ricade molto all'interno delle mura di casa. C'è una modalità che possiamo suggerire per poter non trasformare questo il nido familiare e farlo diventare proprio una prigione?
Allora, secondo me sì, ci sono diciamo delle, come dire, delle macro regole che potremmo un po' seguire. È ovvio che poi ogni situazione familiare è a sé e quindi delle relazioni che già in qualche modo erano difficoltose prima di questo periodo sicuramente sono ulteriormente in difficoltà, come magari altre situazioni, altri climi che magari sono un po' più sereni e l'hanno vissuta magari in maniera diversa. Quindi ogni contesto è a sé. E in linea generale direi che creare veramente una routine e creare degli spazi che possono essere di ognuno della famiglia, non dico solo dei figli, ma anche dei genitori, cioè come dire, c'ho il mio spazio per lavorare, c'ho il mio spazio per essere mamma, c'ho il mio spazio per essere donna o uomo, quindi crearsi proprio anche degli spazi fisici dentro casa e dei piccoli nidi dentro al nido dove fuggire nei momenti di difficoltà e ascoltarsi reciprocamente, cioè cogliere da parte del genitore piuttosto che dal figlio o dal compagno che siamo tutti in una situazione difficile e che tutti in questo momento abbiamo paura. E quindi essere anche più benevoli, diciamo, l'un l'altro rispetto a cogliere delle difficoltà, dei malumori, dei nervosismi e forse comprenderne un po' di più. Come dire, in questo momento siamo tutti un po' più umani e possiamo anche permetterci di accettare anche, di accogliere forse più che accettare, accogliere anche che l'altro si dimostri un po' più nervoso, un po' più triste, un po' più, non lo so, disinteressato in quel momento, però accogliere diciamo anche le emozioni che definiremo negative. Non so se sono state chiare. Sì, Chiarissima. accogliere è un bellissimo verbo, accogliere. Chiarissima. E tra l'altro sono tutte riflessioni che, collegandole proprio anche al testo di Anna, al libro di Anna, possono essere rilette, perché ovviamente il libro tu l'hai scritto non certo in questa fase, non c'era il problema della pandemia, quindi eri in un altro orizzonte. Però il tema delle costrizioni e delle relazioni è assolutamente attuale. Visto che ieri abbiamo commemorato questo 25, l'altro ieri, scusate, questo 25 novembre, giornata internazionale dedicata contro la violenza sulle donne, nel tuo libro non si parla propriamente di una contrapposizione così pesante, ecco. Sicuramente però la relazione uomo-donna è molto presente nel tuo testo, nel tuo libro. La cosa molto interessante che trovo è quella dell'equilibrio che ha Mia, nonostante quello che sta perdendo, quello che sta lasciando dietro di sé, però non è così, non è così fragile nei confronti del rapporto con l'uomo. E il rapporto che ha con l'altro personaggio maschile, con Luca, è molto, molto bello, molto equilibrato. Sembra quasi che veramente si siano ripresi per mano, senza È così. accorgersi. È così. Sai, io quando ho dipinto Mia e Alessio, li ho immaginati un po' come i due poli opposti e anche, se vogliamo, archetipi della società di oggi, ovvero Alessio è quella persona che pensa di valere 10, invece vale 6. Mia, al contrario, è una donna che pensa di valere 6, invece vale 10. Quindi mi sono ritrovata con questi due personaggi ed è stato voluta questa loro lontananza e vicinanza. E poi, oddio, Alessio giocava facile perché mi era innamoratissima di lui, sperava sempre in un futuro con delle novità, che lui però, su cui lui recalcitrava e la teneva, diciamo, la teneva a guinzaglio, se vogliamo. Quindi è vero che non si parla di violenza, perché la violenza forse è un'altra cosa, però c'era questo gioco sottile psicologico tra i due, con Alessio che teneva Mia a guinzaglio e la proteggeva. Quindi lei aveva queste piccole manie, per esempio doveva essere seduta in un certo posto, non doveva avere una via di fuga, lui lo sapeva, quindi faceva in modo di
di proteggerla nel momento in cui si palesavano situazioni di questo tipo, le riservava il posto giusto per lei, a volte parlava quasi al suo posto, le inculcava certe idee, nel senso, ma sì, ma noi stiamo bene così, no, col cavolo, lei non stava bene così, però lei accettava la situazione, perché era succube, l'essere succube, era in qualche modo succube di lui. Poi però si scopre alla fine del libro, però non voglio spoilerare nulla, si evince che in realtà mi è molto più forte di quello di come la dipingo io inizialmente. Viene fuori un'altra mia, è l'evoluzione. E viene fuori anche un altro Alessio. Luca è l'altro personaggio maschile che io ho amato moltissimo. Bel personaggio, sì, bello lui, molto bello, che anche lui ha avuto una sua evoluzione nel passato, quando è accaduto quell'incidente che aveva sconvolto le vite di tutti. Lui prima era il classico figlio di papà, borioso, molto viziato, il belloccio della situazione. Poi quando è accaduto quello che è accaduto, lui cambia. Cambia perché sa di essere colpevole, pensa di essere colpevole di quello che è accaduto. Cambia completamente, quindi si sgancia dagli affari di famiglia, lo volevano alla Bocconi, lo volevano laureato in economia, no, lui no, decide che solo la terra può restituirgli un po' di ossigeno e un po' di amore. E lo scopre portando questo fiore sulla tomba dell'amico, e lo scopre mesi più tardi, quando con la primavera un seme di quel fiore caduto fa germogliare una piantina, c'è un piccolo germoglio di un fiore che è il girasole. E questo gli fa capire che la terra custodisce ciò che sembra morto, ma che poi dà nuova vita. Quindi anche nel dolore, anche le cose più dolorose che noi conserviamo e custodiamo dentro di noi possono essere stimolo per una rinascita in qualche modo di noi stessi, per una nuova parte di noi stessi. E quindi mi è piaciuto molto descrivere questa cosa di Luca, ed è per questo che Luca inizia a lavorare poi con le piante officinali, inizia a lavorare con lui, diciamo che mette in piedi una vera e propria azienda, cioè non è il contadino che va a piantare lui le piantine, cioè lui in un certo momento ha questa azienda grande, grossa, ha clienti, fornitori in tutto il mondo, e quindi ha la sua azienda eco, biosostenibile, ed è lì che lui trova una sorta di redenzione. Sì, sembra tra l'altro che dedicandosi alla cura abbia trovato il modo di curare se stesso in qualche modo. È un po' così, ma non so se a voi, nel senso, io sono appassionata di giardinaggio, a me piace proprio tanto. Io amo fondare le mani nella terra, mi piace. Poi, i risultati non sono sempre proprio così stimolanti, però mi piace, è bellissimo vedere proprio questo. Poi sono un po' come Vittoria, che a luglio lascio l'orto morire, però a parte questo, hai capito, quando dicevo che c'è una parte di me in Vittoria, un po' è quella. Però sì, io lo trovo terapeutico. Nel libro però tu non sottrai mai i personaggi dal confronto con il dolore, e fra di loro si modificano, si interagiscono in base proprio alla dinamica della trama, e si confrontano non solo con le proprie fragilità, ma proprio con la sofferenza. So che Serena aveva individuato un altro passaggio in cui si evidenzia un po' anche la tensione che c'è fra la protagonista Mia e la madre, ed è una sorta di rispecchiamento, se possiamo dire così, che però fa capire quali sono i punti di tensione fra le due. Se vuoi leggerlo per noi. Grazie Serena. Sì. Mia si ricordò il momento preciso in cui aveva preso la decisione di andarsene, di stare lì il meno possibile. Non era solo per quello che sua madre le aveva detto sull'incidente, che era colpa sua, che avrebbe dovuto tuffarsi, cercarlo e salvarlo. Se n'era andata perché lì soffocava. Aveva una sensazione di soffocamento quando c'era sua madre, quando erano lì in quella casa insieme. Una volta Vittoria stette via per una settimana, un viaggio con delle amiche, quando ancora ne aveva qualcuna che era capace di sopportarla.
Mia riuscì a realizzare di essere stata bene in quella settimana, solo quando lei tornò. Capì che se voleva sopravvivere doveva andarsene. Aveva provato a cambiarla, come aveva a sua volta provato suo padre, ma non c'era verso. Vittoria non cedeva di un millimetro. Mia aveva cercato di ingentilire il giardino, tuttavia Vittoria la sminuiva, le urlava contro che ogni pianta sarebbe morta. E così fu. L'università fuori casa fu la prima ancora di salvezza, Alessio l'occasione che arrivò subito dopo. O la vita o la morte. E di morte ce n'era stata fin troppa attorno a lei. Solo Vittoria poteva salvare se stessa, ma non aveva la benché minima intenzione, fino alla rottura finale con la frase di troppo. Mm. Sì, se vogliamo, Mia anche in passato ha fatto qualcosa per se stessa, perché si è staccata da quella che era questo, diciamo, questo vortice scuro e soffocante familiare. Quindi in passato Mia ha fatto questo scatto, però in qualche modo non è stata una soluzione, è sempre stata un po' una fuga, un salvarsi, però sempre lasciando indietro delle cose che poi sono diventati blocchi del passato, del suo passato. C'è un grande problema, ci stiamo un po' girando intorno proprio perché mano a mano scaviamo, utilizziamo degli elementi del libro per fare una riflessione proprio anche su come viviamo oggi e sul fatto che non tutto la sfida di confrontarsi con il passato non è assolutamente una passeggiata, non è un momento facile e può anzi ricacciarci indietro se non riusciamo a uscire piano piano da questo guscio, no? L'immagine della cicala che tu descrivi nel libro, che ha un taglio netto nel suo guscio, dal quale poi fuoriesce, è veramente un'immagine molto efficace, perché non ci accorgiamo del processo che c'è prima fino a che non si crea questa ferita dalla quale poi usciamo liberati o perlomeno rinnovati. Chiaramente non è un'epifania, non è una totale trasformazione con i superpoteri, è proprio un processo. È un processo, sì. Sì, esatto. In questa situazione che stiamo vivendo, di sentirci in un guscio, da un lato abbiamo bisogno di protezione, no? Si cerca di crearsi un ambiente confortevole sia per lavorare, sia per vivere all'interno della nostra casa. Tra l'altro non per tutti è proprio un luogo accogliente, perché non tutti vivono in pari condizioni abitative, per cui non è sempre così semplice trovare un nido all'interno della propria casa. È facile che con questo senso di pericolo e di oppressione che viene dall'esterno, da questa corrente che ci attraversa, questo nido diventi anche una gabbia. Però c'è un altro luogo che nella nostra città, in quasi tutte le città esistono le carceri. La dottoressa Bozzola ci lavora, quindi conosce benissimo questo ambiente e capisce, conosce qual è la psicologia, la condizione dell'essere reclusi per obbligo, forzati. Quindi ovviamente è la nostra condizione all'ennesima potenza, in più per una ragione molto chiara, che sia per colpevolezza o per presunta colpevolezza per chi è in attesa di sentenza definitiva. Ovviamente è comunque una condizione fortemente limitante e che può anche ridurre la possibilità di immaginare un futuro. Figuriamoci vivere un presente in cui sai che anche fuori ci sono delle forti costrizioni. Quindi volevo chiederti, nel tuo lavoro all'interno del carcere, come viene vissuto questo tempo, come viene percepita l'esistenza del Covid e soprattutto se questa situazione generale è più una minaccia oppure essere protetti in un certo senso da uno spazio di detenzione è invece il crearsi un nido. So che è piuttosto estrema come affermazione. È una bellissima domanda e potrei starcene qua ore, perché credo che la tematica del tempo e dello spazio all'interno delle carceri veramente sia qualcosa di unico rispetto a quello che viviamo noi. E la cosa che mi ha sorpreso ultimamente, io lavoro nel carcere di Vicenza
E la cosa che mi ha sorpreso è che appunto entrando in carcere è come se un po' venisse meno la concezione di quello che ci sta accadendo. Quindi un po' meno la paura del Covid e quello che effettivamente stiamo affrontando, il colore delle regioni, i numeri che noi abbiamo costantemente, cioè tutte queste informazioni che poi ci bombardano quotidianamente e lì non ci sono. E quindi ho un po', diciamo, come visione contrapposta il fatto appunto quasi di un nido vero e proprio. E paradossalmente mi sembra proprio di entrare in una situazione dove chi ci sta dentro in questo momento si sente in qualche modo protetto. Lasciamo stare i motivi per cui sono dentro, ma sicuramente rispetto alla condizione Covid si sentono sicuramente più al sicuro. Il tempo è una cosa, diciamo che è molto diversa dalla concezione che abbiamo noi, nel senso che poi appunto la mancanza di orari definiti e le battiture che diciamo scolpiscono il tempo della giornata. C'è sicuramente un tempo molto più prolungato e questo permette loro anche di vivere la giornata in una maniera meno scandita e forse anche meno ansiogena rispetto a come la viviamo noi. Perché è come se appunto non dovessero fare tante cose durante il giorno, tanti obiettivi da portare a termine. E idem lo spazio è sicuramente anche questo come se fosse un nido, cioè immaginiamoci le carceri hanno delle mura altissime che non ti permettono comunque di vedere cosa c'è al di là del muro. E quindi è tutto diciamo ridimensionato dai micro nidi che sarebbero diciamo le stanze a questo macro nido che ti permette di guardare solo dentro, solo le dinamiche che ci sono all'interno, senza tanto prendere in considerazione effettivamente il mondo esterno. Quindi paradossalmente in questo momento sì, lo vedrei come proprio una sorta di nido protetto dove c'è una percezione anche diversa della sofferenza che stiamo vivendo noi. Sono osservazioni che ci fanno riflettere perché ovviamente avere un rispecchiamento con questa condizione di costrizione della propria libertà non è assolutamente semplice. Sicuramente dobbiamo affrontare questo clima di incertezza, ma riallacciandomi proprio al titolo del libro, per riuscire a fare di questo nostro spazio, la casa e la limitazione dei movimenti, farlo restare un nido, quindi perché non diventi una gabbia stretta. Come possiamo lavorare per mantenere una sorta di equilibrio? Abbiamo da rivedere delle priorità. Come meglio affrontare questa situazione? Allora, credo che un primo step sia quello che un po' anticipavo prima, cioè lasciare spazio a quello che stiamo vivendo. Nel senso che forse, anzi senza il forse, è un'esperienza per tutti nuova e quindi essendo anche un'esperienza nuova è difficile anticipare che cosa effettivamente cambierà. E quindi forse la serenità nasce anche dal mettere da parte il fatto di riuscire a controllare ciò che accadrà, l'anticipare perfettamente i tempi, tutto quello che dovremo fare, tutto quello che accadrà, forse mettendo da parte un po' tutte queste esigenze, questi bisogni, allora forse riusciamo a viverlo con più serenità, anche nella parte diciamo un po' più fastidiosa di questo momento, però è forse la parte più libera che ci lascia un po' più liberi di sperimentarci, di conoscerci, di fare poi un domani tesoro di questa eventualmente, tesoro di questa esperienza, però senza troppa anticipazione, senza il bisogno di avere anche eccessivo controllo su quello che succederà. In questo momento veramente credo che sia importante concentrarsi sulle cose piccole, sulle piccole cose, sui piccoli gesti, sulle emozioni che stiamo provando, sulle piccole cose, senza andare troppo in là.
Quindi un po' step by step, ecco, insomma, vivere un po' giorno per giorno quasi, non con l'ansia del domani, giusto, dottoressa? Mi verrebbe da dire di sì, perché questo domani è insicuro, è per noi assolutamente incerto, completamente incerto, soprattutto a fronte dell'esperienza che abbiamo fatto a marzo. Sappiamo ancora di più che è incerto, perché poi il virus, quando pensavamo che fosse terminato, comunque sotto controllo, dopo è ritornato. Quindi in questo momento il porgerci uno sguardo che è veramente tanto in là non ci fa bene, non credo che ci faccia bene. È un po' pensando appunto alle dinamiche che vive la tua protagonista Anna, è un po' quello che fa effettivamente Mia, perché pur non avendo tutti gli strumenti a disposizione come, sua forma caratteriale, perché comunque ricordiamo che se n'è andata da una relazione che la vedeva subalterna, quindi, nella quale non si esprimeva appieno. È proprio nell'incontrare, la sua incertezza, le barriere da cui era scappata, che ha cominciato a capirsi di più e a mettere in gioco se stessa. Forse dobbiamo tutti un po' metterci in gioco in modo diverso in questa circostanza. E diciamo che lei vuole vedere carta, stavolta vuole vederci chiaro, perché ha capito che è inutile andare avanti con delle ruote sgonfie, diciamo, cioè quando hai le ruote bucate non andrai mai troppo lontano, quindi è il caso di fermarsi e cercare di fare qualcosa per aggiustare ciò che non va in qualche modo. Io credo che la vera evoluzione personale sia questa, no? Cercare, e porta sempre una conoscenza di noi, di qualche lato di noi inedito questo, è sempre un viaggio alla scoperta di noi stessi, se vogliamo, è sempre un viaggio e cambia, non è che una volta che lo fai per un qualcosa che hai, diciamo, da risolvere, magari neanche sai che cos'è, non è che poi è finito. Cioè io credo che andando avanti, a seconda, come diceva prima la dottoressa, dei bisogni che emergono strada facendo, ci sia sempre un modo per, diciamo, gettare uno sguardo all'interno di noi, capendoci, accettando le nostre nuove versioni che nasceranno con il corso degli anni, perché noi stessi cambiamo, ciò che c'è attorno a noi cambia e quindi anche noi le nostre risposte saranno diverse. E, è sempre un'avventura e questo è bello. Sicuramente quella che stiamo vivendo tutti adesso, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, sicuramente ci trasforma. Guarda Fabiana, dico solo una parola su questo, poi ti lascio chiudere. Io credo che il mondo, il cosmo, l'universo, insomma, siamo arrivati a un momento in cui dobbiamo cambiare qualcosa. Io credo ci sia un cambio di passo, un cambio energetico, non lo so. Quello che sta succedendo, secondo me, deve essere visto anche come un'occasione per dare una svolta a un qualcosa. Sto parlando a livello macro, quindi chi ha il potere in mano lo faccia, ma anche noi stessi tutte le piccole cose durante la giornata. Credo che ci sia proprio un cambio di passo, un cambio di rotta. Può essere un'occasione per un cambio di rotta questo. Così, secondo me, è l'unico modo per vederci qualcosa di utile, non buono, perché buono no, ma qualcosa di utile in questo contesto. Adesso siamo in chiusura perché siamo quasi verso l'ora. Wow, è volata. È volata. Ovviamente, piccola domanda, ma tu hai parlato di un terzo libro, quindi ci stai già lavorando, sta macinando da qualche parte? Ho paura del terzo libro, me ne va. No, allora, il terzo libro va un po' a chiudermi il cerchio di tutte e due, perché mi rendo conto che ha degli elementi che possono ricollegarlo al primo, perché ci sarà un doppio binario, cioè ci saranno dei flashback su un momento storico particolare, diciamo, e nello stesso tempo io anche questo l'ho ambientato sul lago di Garda, quindi va un po' a chiudermi il cerchio, e è il più complesso dei tre, per questo mi fa paura, mi fa molta paura, è il più complesso. Quindi dovremmo aspettare ancora un po', vero? Non è che ce l'hai prontissimo. Ma sono già 2 anni che ci sto lavorando, ma solo da un punto di vista di struttura e di personaggi. Adesso devo scriverlo, però
deve partire, ecco. Insomma, ci lasci con una grande speranza, insomma, di leggere Io ti non scrivo. tantissimo. Aiuto. Di leggerti ancora e di chiudere questo cerchio, quindi cosa che buona e giusta è quello di recuperare entrambi i libri che hai scritto, così poi avremo una visione più complessiva delle tue indagini e della tua sensibilità nel raccontare le vicende, principalmente di molte donne, per cui questo è una cosa ulteriormente meritoria per il lavoro che stai facendo. Io vi ringrazio tantissimo Serena Mazzurana per avermi sostenuta con un apporto preziosissimo, perché porta appunto i libri in mezzo a noi, con le sue letture, le sue selezioni, e grazie anche per la collaborazione che abbiamo iniziato con il Club delle Accanite Lettrici e degli Accaniti Lettori. Ringrazio ovviamente la dottoressa Ilenia Bozzola, che tra l'altro Grazie a voi. siamo felicissimi di averla anche come collaboratrice di Eraldo, quindi leggete i suoi articoli che sono veramente degli ottimi spunti di riflessione. Grazie. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Grazie, davvero. Io ringrazio ovviamente Anna per aver accettato questo invito per parlare del tuo libro. Ripeto, aspettiamo il prossimo, ma comunque ci terremo in contatto anche magari per qualche altro progetto. Ti mando un bacione e lo mando a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie mille. Grazie infinite. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi invito a proseguire nel seguire le nostre dirette, perché ce ne sarà una il prossimo lunedì. Adesso vi metto qui il titolo così lo leggiamo insieme. Sarà la finanza del gol, come si crea valore nel calcio, con il manager Alessandro Giudice, lunedì 30 novembre alle 18:31. Sarà un tema veramente caldo, perché sull'economia del calcio si leggono tante notizie, spesso non belle, ed è necessario fare un po' di approfondimento e conoscere meglio questo tema. Quindi vi invito a seguirci, finalmente parliamo di sport, come nostra tradizione, è un settore che seguiamo molto da vicino, e vi auguro un felice sereno fine settimana e vi aspetto. Arrivederci.